sfilata per presentarvi il Enrico Paolo Branietto, direttore e calendario Bellezze Venete. Grazie Garage. La prima volta che Bellezze Venete arriva da Ponegliano in 13 anni. Ecco voi il calendario che ha uno scopo benetico. Questa sera quindi chi lo prende farà anche del bene. Salutiamo una ONG padovana che si chiama Luca Ometto, che si occupa del glioma con fortissimo tumore al cervello che ha colpito purtroppo un ragazzo padovano bravissimo, e allora la famiglia gli ha dedicato il nome e stanno facendo delle ricerche approfondite per debellare questo male. Questi ragazzi vicino a me e già Aurora, il mese di gennaio, sono qui per firmarvi le copie e per farvi conoscere, magari fare qualche selfie, quali sono le bellezze della porta accanto, come ha detto il Fisicon. A voi la sfilata di Aurora. Se qualcuno darà la voce, complice perché malore. Aurora, da dove vieni? Ciao a tutti, sono Aurora e vengo da Mestre. Ok. Allora, sei di Mestre, cosa fai nella vita? Sono una studentessa. Ok, hai fatto calendario prima volta, prima esperienza? Sì, è stato molto divertente. Allora, il tuo mese, il mese di gennaio, è una sorta di sala narghilè che c'è dalle parti di Padova, un posto molto particolare, bello anche il look. Foto di Claudia Gervasutti. Allora ringraziamo Aurora che sta qua vicino a me, si mette vicino alla console, oppure qua davanti, e passiamo al prossimo mese, che è il mese di marzo. A voi Jessica Passarella. Ecco a voi Jessica. Dove vieni Jessica? Montegrotto. Quanti anni hai? Cosa fai nella vita? Ho 18 anni e adesso sto lavorando. Come si può dire? Parrucchiera. Parrucchiera, se avete bisogno, maschietti, femminucce, te la cavi. Come è andata la tua foto? L'abbiamo fatta in locale un po' vicino di Conserve. Chi era il tuo fotografo? Gabriele Munari, che salutiamo. Come è andata quella sera? È andata molto bene, è stata una serata molto piacevole. Allora è la prima volta che facevi foto del genere, o no? No, perché tu sei una modella anche, modella quasi professionista. Grazie Jessica per essere vicino a Aurora e vicino a Mauro Eppi, che ringrazio. A voi il terzo mese estivo, andiamo con giugno.
Ecco qua una ragazza che ha posato sicuramente per la prima volta. Come ti chiami? Dove sei sempre tutto? Elena di Parma. Quanti anni hai, Elena? 20. Cosa fai nella vita? Impiegata. Allora, perché un'impiegata vuoi fare il calendario? Vuoi andare a mangiare gelato soprattutto? No, mi piace molto anche fare il mondo della moda e Allora lei deve diventare una modella di intimo e il corpo ce l'ha per l'intimo, a giudicare anche dalle foto. Non solo. Intanto siamo andati dei bei gelati a tutto gusto. L'ho mangiato io, poi tu lo tieni in mano e lo mangiavo. Divertita della sera, sì? Visto che comunque anche questo è un locale importante, perché potete fare la foto anche qua in futuro. È proprio un bel set. Ok, appoggiati, avvicinati pure a Jessica. Andiamo al freddo, andiamo al mese di Natale con Erika. Erika, da dove vieni? Ciao a tutti, io sono Erika, vengo da Mestre. Mestre, cosa fai di bello nella vita? Sono una studentessa. Ecco, allora vorrei ricordare che questo calendario è fatto da 13 anni da modelle che sono state anche mamme, hanno laureate, hanno fatto un sacco di lavoro, perché abbiamo anche un'infermiera. Non sono modelle professioniste, però direi che dal casting abbiamo tirato fuori il meglio, tutte ragazze diverse, tutte ragazze anche di varia età, adesso capirete anche perché, comunque ragazze che hanno la voglia di mettersi in gioco, di farsi fotografare. Direi che ci siamo riusciti o no nel tuo caso? Certo che sì. Mi piace questa Babbo Natale, non so come dire. Dai, tra poco potete avere la foto autografata anche da Erika, grazie. Last but not least, un mese più adulto, però beh, no, la presentiamo dopo. Passerella, giustamente anche per te, a voi, Marta! Allora intanto richiamo anche Andrea, eccolo qua, Andrea Rigoni è uno dei fotografi del calendario, che ringrazio. Allora Marta, non diciamo l'età, però diciamo che non sei una teenager. Da dove vieni? Cosa fai di vita? Presente? Allora, Marta da Venezia. Venezia. Esatto, e sono laureata in psicologia, attualmente lavoro come promoter e studio recitazione come hobby. Ecco, perché dovete sapere, se qualcuno mi conosce, io conosco lei, l'ho trovata su vari set, soprattutto a Venezia, che ci divertiamo di fare piccoli ruoli, attori, comparse di film. Ad esempio siamo visti sul set dell'Uomo Ragno, mi ricordi. Allora tu sei un mese estivo all'Eden di Venezia, giusto? Ci vuole sempre la foto sia in costume sia vestita, dobbiamo fare un po' di tutto. È stata una bella esperienza? Assolutamente sì. Se vedrete sul sito bellezzamente.com troverete anche dopo tutto il backstage. Grazie Marta, vorrei vicino a me colui che insieme a me ha voluto fortemente la serata, anzi in realtà sei tu che mi hai chiamato e io sono arrivato molto volentieri. Ma sì, perché noi siamo sensibili, no? Siamo qua per divertirci, però quando ci sono queste cose che ovviamente c'è la sensibilità della volte. Io ringrazio Paolo che ha fatto un sacco di strada, ringrazio la ragazza, ringrazio voi per essere qui tutte le domeniche alla nostra freestyle, ringrazio Raffaele, proprietario del garage e tutto quanto lo staff. Diamo un periodo per il divertimento, però vorrei che qualcuno venisse qui a prendere il calendario, perché ripeto, queste sono cose che noi facciamo stato benefico. Ringrazio ancora Paolo per aver scelto il garage in esclusiva per la provincia di Treviso. Grazie a tutti, noi continuiamo con la festa naturalmente. Grazie DJ, tutte le cose del calendario sono disponibili per voi contando il pennarello, possibilità di foto, selfie, le foto poi le vedrete sui relativi Facebook del garage e di Bellezza Venete, però siamo venuti qua apposta e quindi o stasera o mai più avvicinatevi pure, le ragazze non mangiano, sono molto carine, devo dire,
anche stasera. Vero Mauro che sono carine? Grazie al DJ che si chiama Andrea Caccia, un applauso anche per lui, serata che ti va con le bene.